Siamo con Leonardo Di Gerone dopo una partita andata male, combattuta fino alla fine, però il risultato non ha firmato la squadra di casa. Mister, cosa ci dici di questa partita? Buonasera a tutti. Manca il gol, facciamo sempre tanta fatica a far gol. Io a ricordo così devo dire che solo Breganze mi sento di dire che ci ha messo sotto, invece con le altre squadre abbiamo sempre creato di più a parer mio, almeno a freddo così. Però dopo fanno sempre un gol in più dei noi, facciamo sempre un gol in meno di loro e loro uno in più di noi. Se guardiamo i risultati non perdiamo mai di tanto. Ci manca un po' sotto porta, un po' più di cattiveria e speriamo che pian piano arrivi. Sì, diciamo che anche un po' la sfortuna è dalla nostra parte, perché ricordiamo il terzo gol è rotolato sul casco del portiere ed è entrata. Ma a questo punto il roller da dove deve ripartire per cominciare a dimostrare chi è il roller? Secondo me ormai negli anni il roller è sempre vista come la squadra che deve vincere tutto, no? Sempre in A2 ma anche nelle giovanili si sente sempre un'aurea di pressione che noi dobbiamo sempre vincere e sembriamo imbattibili. Invece per la 2 perlomeno quest'anno bisogna dire che siamo forse la squadra che ha fatto più innesti, ha cambiato più giocatori. È ovvio che più giocatori cambi, più bisogna avere tempo per sistemare e mettere in linea tutto. Non ci diamo obiettivi, facciamo una partita alla volta, speriamo di trovare l'amalgama giusta il prima possibile e dopo faremo il nostro campionato. Allora un in bocca al lupo al roller, mister De Gerone. Grazie, buona serata.